Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dallo stadio Tarros di Oristano per la seconda giornata del campionato di eccellenza regionale. Scendono in campo Tarros e Lipunti. Alla ricerca del gol perduto, la Tarros a secco nelle prime tre uscite stagionali tra Coppa e campionato, un dato che ha avuto ripercussioni negative sui risultati della squadra allenata da Antonio Lai. Eliminazione dalla Coppa e sconfitta all'esordio sul campo del Sant'Elena. Il feeling con il gol ce l'ha e come il Lipunti, che invece è esordito in campionato con un roboante quanto zemaniano nel senso positivo del termine, 5-3 ai danni della matricola Villa Simius. Le squadre sono in campo. A dirigere le operazioni di gioco il signor Andrea Virgili della sezione di Olbia, coadiuvato dagli assistenti Nicola De Riu e Alberto Crinò della sezione di Oristano. Andiamo rapidamente con le formazioni, iniziando per dovere di ospitalità dal Lipunti, che schiera Pitali, Solmetto, Cocco, Troisi, Serna, Salas, Castigliego, Spano, Selin, Pucinelli e Tuccio. A disposizione di mister Cosimo Salis abbiamo Mannoni, Mastino, Onali, Columbu, Masala, Canessa, Leresh, Salis e Raco, ultimo arrivato in casa Lipunti proveniente dal Lanusei. La risposta della Tarros è affidata a Gabriele Mereu, Boi, Facelli, Panza, Mereu, Andrea Mereu, Arnaudo, Carboni, Lonis, Calaresu, Lavalle e Sanna. A disposizione di mister Lai abbiamo Cabasino, Sergi, Perilli, Azzori, Fresu, Piras, Vacca, Tette e Enna. Si attende il calcio d'inizio con il Lipunti sulla metacampo di sinistra, maglia bianco-azzurra per la squadra sassarese in nero con inserti bianco-rossi che richiamano i colori sociali. La Tarros, si attende il fischio del signor Virgili, partiti. Calcio d'inizio, come detto, battuto dal Lipunti, subito la sventagliata in avanti a cercare Selin, va a chiudere Andrea Mereu in fallo laterale, rimessa che viene battuta dal capitano della squadra sassarese Gavino Olmetto sul settore di destra. Agitata lunga di Olmetto a cercare Padovani Selin, anticipato l'ex attaccante del Latte Dolce, ancora a rifugiarsi in fallo laterale la Tarros con Facelli, se non andiamo errati, maglia numero 2. Ancora una rimessa in favore del Lipunti con Olmetto, che stavolta gioca corto, pallone di ritorno e cross mancino per Olmetto direttamente tra le braccia di Gabriele Mereu, che può rimettere per i suoi. Pallone lungo a cercare Andrea Sanna, troppo lungo il pallone per l'attaccante oristanese, l'anno scorso capocannoniere del campionato di eccellenza con 25 reti. Non si è smentito neanche l'anno scorso Andrea Sanna, una lunga carriera con il gol piuttosto nelle corde, giocatore con trascorsi anche tra i professionisti. Intanto qui recupera ancora la Tarros, qui con il contrasto tra Andrea Mereu e un giocatore del Lipunti, il numero 8 Marco Carboni. Ravvisato l'intervento in gamba tesa, calcio di punizione in favore della Tarros con Facelli, che gioca sul settore di destra dove c'è Federico Panza, maglia numero 5, pallone in avanti a cercare Fabio Boi, che viene anticipato, si riprenderà con una rimessa laterale sul settore di destra in favore della Tarros con lo stesso Boi sul pallone servito. Calaresu al centro, spalla alla porta Calaresu, prova a liberarsi di un avversario, viene fermato regolarmente. L'ultimo tocco è dell'attaccante originario di Tonare, quindi rimessa dal fondo che verrà operata da Salvatore Pitali su un altro ex Latte Dolce in forza al Lipunti. Pitalis gioca a corto, poi si fa ridare il pallone, servito il numero 6 Salas, quindi Serna lancia lungo a cercare Padovani, troppo lungo, interviene Facelli, quindi lo stesso Facelli alza un campanile, interviene Olmetto, quindi recupera la Tarros con Carboni, anticipato dall'intervento di Spano, commette fallo Carboni, calcio di punizione in favore del Lipunti. Olmetto gioca su Serna, larga Serna dalle parti di Ignacio Salas, difensore con il vizio del gol, che nella prima del campionato si è presentato addirittura con una doppietta
nel primo impegno giocato al Lipunti Stadium, la squadra di Cosimo Salis contro il... attenzione, perché qui c'è il rischio di autogol da parte di Panza. Ha preso controtempo Mereu, che è riuscito a recuperare sulla linea. Brivido per il pubblico locale. Ha rischiato la frittata la Tarros dopo 4 minuti di gioco. Stavamo dicendo della doppietta di Salas nell'esordio contro il Villasimius. Anche qualche dubbio sul fatto che la palla possa aver varcato la linea di porta, ma siamo dall'altra parte con Boi che serve in profondità per Sanna, diagonale Pitalis, la mette in calcio d'angolo, pericolosa la Tarros che reagisce così allo spavento. Il traversone di Boi ha pescato Sanna sulla sinistra, la conclusione mancina di Andrea Sanna con i piedi, Pitalis a mettere in calcio d'angolo, c'è la Valle sul punto di battuta, il cross al centro, la girata del numero 6 Arnaudo e poi da pochi passi Calaresu non è riuscito a ribattere a rete. Ancora Pitalis decisivo, ancora calcio d'angolo. Emozioni fin dai primi minuti qui al campo Tarros, neanche 5 minuti e già 3 episodi importanti nelle 2 aree di rigore. Prima il rischio di autogol di Panza e poi le occasioni capitate a Sanna e Calaresu. Siamo dall'altra parte con un altro calcio d'angolo, ma è stato ravvisato un fallo in attacco da parte di un giocatore della Tarros e dunque gioco fermo e calcio di punizione per il Lipunti. Subito una gara divertente qui al campo Tarros. Ha rischiato la squadra oristanese in apertura, ma poi ha sfiorato il gol in 2 occasioni. Si riparte da Salas. Salas gioca a sinistra per Cocco, in avanti Selin difende bene il pallone, poi fa proseguire per un compagno che non c'è. Pallone quindi direttamente dalle parti di Gabriele Mereu che gioca corto su Carboni. Carboni all'indietro per Facelli. Quindi ancora Mereu in avanti, Boi prova a prendere posizione ma recupera Tuccio. Il duello tra Tuccio e Boi, alla meglio il capitano della Tarros in un primo momento, si lotta intorno a questo pallone, non c'è fallo, si riparte ancora da Padovani, attenzione perché arriva adesso il fischio del signor Virgili a comandare un calcio di punizione per la Tarros. Gioco che era proseguito, non c'era stata nessuna segnalazione da parte del direttore di gara, segnalazione che è arrivata fuori tempo massimo potremmo dire, mentre siamo al 7° minuto di gioco al campo Tarros, ancora 0-0. Panza lancia in avanti nella zona di Calaresu, scavalcato dal pallone, troppo lungo per Sanna, esce Pitalis, grande protagonista in questo avvio di partita, il portiere del Lipunti. Olmetto, il lancio in avanti a cercare Spano, viene fermato Spano, riparte la Tarros da Lonis, quindi il pallone che arriva a Sanna, riesce a difenderlo Sanna, subisce la carica da parte di Troisi. Calcio di punizione per la Tarros, si trattava di Calaresu e non di Sanna. Facelli, pallone che arriva dalle parti di Carboni, Carboni gioca sull'Onis, quindi Facelli centralmente per Calaresu, cerca lo spazio, Calaresu scarica a sinistra per Lavalle, Lavalle prova a saltare l'uomo, torna sul sinistro, pallone al centro, lo stop di Calaresu che si fa andare via il pallone, riparte il Lipunti
in avanti per Selin, fa buona guardia il numero 3 Andrea Mereu. Si riparte con una rimessa laterale in favore del Lipunti, Mattia Spano che lascia a Olmetto. Stacca Pucinelli, quindi Padovani anticipato dall'intervento di Andrea Mereu, ancora Padovani che però non ha un buon controllo, regala la rimessa laterale alla Tarros sul settore di sinistra. C'è ancora Andrea Facelli, agitata lunga a cercare Calaresu, anticipato da Spano, quindi Pucinelli, non riesce il filtrante al numero 10. Riparte adesso la Tarros con Lavaglie, fermato fallosamente, arriva anche il primo cartellino giallo all'indirizzo di Mattia Spano. Calcio di punizione in favore della squadra di Lai. Mereu sul pallone. Battuta di Andrea Mereu, troppo lunga sia per Calaresu che per Lonis, che aveva suggerito l'inserimento centrale, palla a fondo campo. Si riparte da Pittalis, con i due centrali che offrono il passaggio corto, qui Salas, ancora per Pittalis. Pittalis lancia lungo dalle parti di Padovani Selin, quindi Pucinelli allarga sulla sinistra per il numero 3 Giacomo Cocco, e ancora Pucinelli, provata a servire nuovamente il compagno sulla sinistra, gioca poi all'indietro per Simone Troisi, allarga a destra su Olmetto, Olmetto in verticale, viene anticipato da Mereu il numero 11 Tuccio, se non andiamo errati, no, si trovava il numero 8 Spano, intanto un fallo e calcio di punizione in favore del Lipunti. Si avvicina a Pucinelli sul punto di battuta. La battuta verso il centro dell'area di rigore, vengono scavalcati tutti. Alla che esce la rimessa laterale e per il Lipunti. Va Cocco sul pallone. Cocco batte su Tuccio, deve addomesticare questo pallone Paolo Tuccio, spalle alla porta, riesce a metterlo al centro, ma il pallone è già uscito quando l'ex giocatore della Nuorese ha messo il cross, e dunque si riparte da Mereu che gioca corto su Andrea Mereu. Porta palla Andrea Mereu, quindi un passaggio rischioso, ma che arriva comunque a destinazione per Lonis. Lonis prende il tempo al Olmetto che riesce a recuperare da Lonis centralmente per Carboni, alza un campanile su cui Lonis riesce a tornare, quindi la Valle la mette al centro, c'è Calaresu, la girata di Calaresu, palla alta sopra la traversa, non è riuscito a tenere il pallone basso Simone Calaresu. Era buona sicuramente l'idea, decisamente meno la sua esecuzione. Tarros che comunque ancora una volta riesce ad arrivare alla conclusione. Pittalis, lancio lungo a cercare Tuccio, su di lui Boi che lo anticipa di testa,
La Valle tenta di servire Carboni, arriva un contrasto, quindi Olmetto lancia in avanti per Padovani, Panza in anticipo, quindi Carboni che non ci arriva invece Castigliego che gioca all'indietro su Olmetto, Pusinelli, Olmetto all'indietro per Serna, lancio lungo di Serna a cercare Castigliego, interviene Panza, scusate Andrea Mereu, quindi Lonis per Facinelli, quindi Calaresu prova a difendere il pallone sull'attacco di Serna, palla che esce, rimessa laterale per la Tarros, Facelli lancia in avanti nella zona di Lonis, difende palla Serna, lo fa con troppa decisione, alzando il gomito, attenzione perché c'è l'espulsione per Leonel Serna, prima svolta della partita, c'è andato con troppo vigore Serna, forse con un gomito alzato, ci sono le proteste dei giocatori del Lipunti, rimane a terra Lonis, ingenuo Serna in questa circostanza perché sembrava aver difeso bene su questo pallone, stava agevolmente proteggendo l'uscita dal campo, ci ha messo un po' troppo vigore Serna, forse con una gomitata non siamo riusciti a vedere bene, ma questo è ciò che ha visto invece il signor Virgili e pertanto cambia un po' la partita perché adesso il Lipunti dovrà affrontare il resto della gara in 10 uomini e manca davvero un'infinità visto che siamo appena al 15° minuto di gioco qui al campo Tarros. 0-0 il Lipunti con l'uomo in meno, vediamo se mister Salis cambierà qualcosa nell'assetto della sua squadra. Sicuramente adesso manca un difensore centrale, vediamo se verrà adattato qualcuno o se il tecnico sassarese farà ricorso alle risorse della panchina. Per adesso non è così, il gioco riprende con un calcio di punizione in favore della Tarros. Sedicesimo in corso qui al campo Tarros con Lonis che abbandona il campo momentaneamente, quindi per adesso si giocherà in 10 contro 10. La Vaglie sul pallone, intanto movimenti sulla panchina del Lipunti. Gioco che ancora non riprende, vediamo se prima della battuta di questo calcio di punizione il direttore di gara autorizzerà Lonis a riprendere il suo posto sul terreno di gioco. Si tira ancora un po' per le lunghe prima della battuta, fischietta alla bocca per il signor Virgili, si può riprendere con la Valle che gioca al centro, Pitalis con i pugni, poi Sanna se la ritrova sulla testa, quindi Olmetto toccato duro, calcio di punizione per il Lipunti. E se non altro respira dopo l'azione precedente che l'ha vista perdere un uomo da qui alla fine della partita. Vitalis sistema il pallone, invita i suoi a salire il portiere del Lipunti. Battuta di Pitalis, Calaresu anticipa Lonis e mette in fallo laterale. 2 giocatori della Tarros e 0 del Lipunti su questo pallone. Devono fare meglio i padroni di casa. Qui Arnaudo a contrasto con Olmetto, altra rimessa laterale in favore del Lipunti. Battuta a cercare Castigliego,
pallone che scorre, quindi Selin anticipato da Andrea Mereu. C'è il fischio del direttore di gara a comandare un calcio di punizione in favore del Lipunti. Finito l'intervento di Andrea Mereu su Alessandro Padovani Selin. Fussinelli sul pallone. Battuta del numero 10 verso il centro dell'area. Esce Mereu e anticipa un giocatore del Latte Dolce. Dovrebbe trattarsi di Salas, intanto no, del numero 9 Padovani Selin. Intanto gioco fermo e calcio di punizione per la Tarros per una carica su Mereu mentre tentava il rinvio. Qui Andrea Mereu, Facelli controlla male ma poi riesce a servire Lonis, caricato irregolarmente da Olmetto. Cenno di disappunto del capitano del Lipunti. Calcio di punizione in favore della Tarros, ancora Andrea Facelli. Battuta dell'esterno sinistro della Tarros, a cercare lo scatto di Calaresu, controlla bene il pallone Calaresu, lo mette al centro, Salas spazza via, poi Castillejo non riesce a evitare l'uscita del pallone, resta in zona d'attacco la Tarros con Andrea Facelli che va sul punto di battuta sul settore di sinistra. Facelli per Lonis. Olmetto gli tocca via il pallone, altra rimessa laterale in favore della Tarros. Il solito Facelli. La Valle riesce ad andare via ma c'è il controfallo. Dunque la rimessa adesso è per il Lipunti. Pallone Olmetto. Battuta di Olmetto, anticipato Castillejo ma c'è un fallo, respira il Lipunti con questo calcio di punizione. Sulla palla Giacomo Cocco che è stato spostato al centro della difesa con Tuccio, se non andiamo errati, sul settore di sinistra, arretrato nel ruolo di esterno di difesa. Qui l'anticipo di Facelli su Castillejo, ancora lì punti con Olmetto, Castillejo, lettera ancora per Olmetto, Mereu spazza l'aria, Fussinelli non arriva sul pallone, ci arriva Calaresu, qui il contrasto tra Carboni e Olmetto, palla che diventa buona per Facelli che perde palla, recupera Mattia Spano che poi non ha un buon controllo, gli sfugge il pallone che finisce a fondo campo e dunque rimessa per Gabriele Mereu nelle ultime stagioni a Nuoro e a Ghilarza, oltre che al Castiadas, quest'anno nuovo portiere della Tarros in questo nuovo corso che ha portato dal campo alla panchina Antonio Lai dopo le dimissioni estive di Antonio Prastaro che era destinato a guidare il club oristanese in questo secondo anno in eccellenza dopo il ritorno nel massimo campionato regionale. Qui Mereu, la battuta, cercare Calaresu, difende il pallone Calaresu dall'attacco di Salas, subisce fallo il centravanti di Tonara, calcio di punizione in favore della Tarros. Sul pallone Panza, da Panza ad Andrea Mereu, porta palla Andrea Mereu, cerca Lonis, prova ad andare via Lonis con un gioco di gambe, qui l'intervento deciso ma regolare di Olmetto, calcio di punizione per la Tarros con rimessa laterale per la Tarros, Facelli, Lonis non controlla bene,
Viene Pucinelli, gioca indietro su Olmetto, il lancio di Olmetto non trova Selin, rimessa per la Tarros. Cercato Andrea Sanna, contrastato da Giacomo Cocco, attenzione perché Calaresu contende il pallone a Olmetto, arriva il fischio dell'arbitro a comandare il calcio di punizione per il Lipunti, non è d'accordo Calaresu, reclama di essere andato spalla contro spalla, tanto cooling break, 37 gradi prima dell'inizio di questa partita, temperatura tipicamente estiva qui a Oristano e chiaramente dissettarsi diventa una necessità per entrambe le squadre, perché oggi al campo Tarros fa davvero caldo. Cooling break che arriva al 25esimo minuto di questo primo tempo con le due squadre ancora ferme sullo 0-0. Avvio scoppiettante con la Tarros che prima ha rischiato di farsi del male da sola con un quasi autogol sventato da Mereu sulla linea di porta. Nei minuti successivi la squadra di lei si è resa poi pericolosa in un paio di occasioni con il suo tandem offensivo, prima con Sanna e poi con Calaresu. In entrambe le circostanze si è superato Pittalis abbassando la saracinesca. Ritmi che sono rimasti comunque gradevoli, ma poche occasioni in questi ultimi minuti, caratterizzati dall'espulsione del numero 5 del Lipunti, Leonel Augustin Serna, che ha lasciato la sua squadra in 10 uomini. Tarros che adesso è chiamata un po' ad approfittarne. Lo abbiamo detto in apertura, la squadra oristanese ha avuto un problema oggettivo con il gol in queste prime uscite stagionali, sia in Coppa Italia che in campionato. La Tarros non ha ancora trovato la via della rete, l'ha trovata ben 5 volte il Lipunti nel suo esordio stagionale con il Villa Simius, gara che i sassaresi hanno portato a casa con il punteggio di 5-3. Si riprende da Pittalis, va a battere lungo, a cercare Pucinelli che corregge. Qui Andrea Mereu legge bene la situazione, dialoga con Lonis, quindi all'indietro per Facelli che lancia in avanti su Calaresu, l'intervento di Salas, duello fisico tra Salas e Calaresu, alla meglio il difensore del Lipunti che guadagna anche la rimessa laterale. Anche in questo caso non ci sta Calaresu, ma irremovibile il direttore di gara. Qui Olmetto batte su Padovani, anticipato da Mereu, quindi il fallo ai danni di Carboni. Calcio di punizione per la Tarros con la Valle sul punto di battuta, davanti Castigliego. Grappolo di uomini al centro dell'area, vengono avanti anche i saltatori della difesa. La Valle, il pallone al centro, respinge Spano, quindi riparte il punti con Castigliego che perde palla. La riconquista la Tarros con Mereu che lancia in avanti, Salas di testa, quindi Padovani anticipato dall'intervento di Carboni, intervento falloso e cartellino giallo per il numero 8 della Tarros, arrivato in ritardo su Padovani Selin, colpo alla testa per l'ex centravanti del Latte Dolce. Ha richiamato l'attenzione della panchina il signor Virgili, ma lo stesso Padovani ha chiesto un po' di calma, si è rialzato senza problemi il numero 9 del Lipunti, pronto a riprendere il gioco.
Salas sul pallone, battuta di Salas, cercare Spano, troppo lunga, arriva Mereu, fa suo il pallone, accenno di pressione di Selin, gioca corto su Panza in avanti per Lavaglia, spazio il numero 15 della Tarros che va via Pusinelli, Lavaglia verticalmente a metà strada tra Sanna e Lonis che aveva dettato l'inserimento, esce Pittalis, siamo già dall'altra parte, passaggio impreciso per Padovani, riparte la Tarros con Carboni, altro tocco sbagliato Castigliego, dialoga con Pusinelli, quindi prende in controtempo Padovani, prova a lanciarsi comunque Castigliego, legge bene la situazione Mereu che rinvia lungo, quindi Tuccio in anticipo su Calaresu, recupera Troisi, quindi all'indietro per Salas che lancia in avanti in una zona dove non ci sono maglie biancazzurre, ancora Troisi in avanti per Padovani, impreciso, Andrea Mereu di testa per Fabio Boi in avanti per Andrea Sanna, liscia Salas, Sanna va via un avversario, poi Salas torna sul pallone, era andato via a Cocco Andrea Sanna, recuperato Salas che si è fatto perdonare l'errore precedente, recupera i punti con Pittalis che scarica su Cocco, serve il piazzamento dei compagni Giacomo Cocco, dietro ancora per Pittalis batte in avanti a cercare Castigliego, l'anticipo di Andrea Mereu, quindi Cocco, Andrea Mereu non si riesce a mettere a terra il pallone, ci prova Lonis per Facelli, deve tornare all'indietro Facelli, qui fallo di Olmetto su Lonis, arriva il signor Virgili a redarguire il capitano del Lipunti, ha fatto capire che non ci sarà più tolleranza per questi interventi il signor Virgili, che ha fatto già vedere nel corso di questa partita che non sembra davvero disposto a chiudere un occhio, ne ha fatto le spese Serna del Lipunti, espulso dopo appena un quarto d'ora. Dato il lancio di Facelli in avanti, alla lunga che finisce direttamente a fondo campo con Calaresu che sconsolato allarga le braccia e poi dà qualche indicazione al compagno. Si riparte da Giacomo Cocco, porta a palla Giacomo Cocco, poi deve girarsi, elude l'intervento di Calaresu, va un po' a chiudersi Cocco, pressato da Lonis, rischia qualcosa, recupera Calaresu per Sanna, tenta il pallone di ritorno, arriva in anticipo Pusinelli che lancia in avanti per Padovani Selin e in anticipo Panza, gioca all'indietro su Mereu, qualche problema nel controllo, qui la gambetta di Gabriele Mereu su Padovani ci ha ricordato un po' l'ex portiere di Lazio e Inter Carriso che rischiava spesso questa giocata. Intanto Calaresu recupera questo pallone, Cocco riprende posizione, arriva il fischio dell'arbitro a comandare un fallo di Calaresu, ha fischiato proprio un fallo il signor Virgili perché la bandierina dell'assistente è rimasta abbassata, ma era abbastanza chiaro che Calaresu non fosse in fuorigioco. E dunque calcio di punizione in favore dei Lipunti, abbiamo superato la mezz'ora, stiamo entrando nel 33esimo minuto di gioco al campo Tarros, ancora reti inviolate, ma non sono certo mancate le emozioni in questo primo terzo abbondante di partita. Italis in avanti nella zona di Padovani Selin, ci arriva Andrea Mereu, Calaresu si muove in ritardo per rincorrere questo pallone che finisce in fallo laterale, rimessa Lipunti con Olmetto che batte lungo linea a cercare Selin, scavalcato dal pallone, c'è il solito Andrea Mereu
quindi Panza, attenzione perché Castillejo riesce a mettere in movimento Spano, la posizione è regolare, Spano la mette al centro, dall'altra parte Troisi che la smorza per Castillejo, chiude la difesa della Tarros. Era una buona azione per il Lipunti, riparte la Tarros con la Vaglie e qui brutto intervento di Salas che rischia qualcosa su Calaresu. Prende la munizione l'altro centrale di difesa del Lipunti. Protetto il pallone Calaresu, guadagnando questo calcio di punizione. Rischia sempre qualcosa di troppo il Lipunti in queste azioni difensive. E anche Salas finisce sul taccuino dei cattivi, deve stare attento anche perché il Lipunti è già in inferiorità numerica. Riparte ancora la Tarros, il pallone per Arnaudo, giocata su Lonis, in fuorigioco il numero 7 della Tarros, non è d'accordo Marco Lonis con l'assistente. Calcio di punizione per il Lipunti. Va Pittalis alla battuta, Virgili intanto ferma il gioco e va forse a redarguire qualcuno della panchina della Tarros. Forse c'è un giocatore a terra, non riusciamo a vedere bene dal nostro punto di osservazione. Altro cooling break, il secondo di questo primo tempo, arriva al 35esimo minuto, ma dobbiamo dire, ne siamo testimoni, che fa davvero un gran caldo qui oggi a Oristano, temperature ben al di sopra dei 35 gradi, non certo l'ideale per una partita di calcio. Siamo ancora in piena estate. Oristano poi è una città particolarmente calda rispetto ad altri luoghi della Sardegna. Siamo pronti a riprendere il cooling break anche per noi qui in tribuna. Gli unici che sembrano non accusare particolarmente la fatica sono i ragazzi alla nostra destra che, come nella miglior tradizione oristanese, mostrano una certa abilità con i tamburi. È entrato anche il Lipunti, è pronto a fischiare la ripresa del gioco il signor Virgili quando con il cronometro ci avviamo verso il 38esimo minuto del primo tempo al campo Tarros. Seconda giornata del campionato di eccellenza, Tarros Lipunti ancora 0-0. Manovra il Lipunti con Troisi che gioca all'indietro su Tuccio. Si ferma Tuccio, gioca su Salas, pallone in avanti a cercare Selin, contrastato da Boi, riesce a girarsi Selin, a servire Spano. Arriva la segnalazione del primo assistente che solleva la bandierina e segnala la posizione di offside del numero 8 del Lipunti. Dunque calcio di punizione per la Tarros con Mereu.
Ricorsa di Mereu, palla che supera la metà campo, arriva l'anticipo di Tuccio, quindi Pussinelli, pallone per Troisi, arriva l'anticipo di Panza, nel rimpallo alla meglio il difensore della Tarros che guadagna il fallo laterale. Boi gioca su Carboni, ancora Boi, tentato di servire nuovamente il numero 8, intervento di Troisi e altra rimessa laterale per la Tarros. Boi batte su Calaresu, pallone di ritorno per Boi, interviene Troisi, altro fallo laterale. Ancora Boi su Carboni, subisce il fallo da Troisi, calcio di punizione per la Tarros con Panza che gioca su Andrea Mereu. Porta palla Andrea Mereu, quindi ancora Carboni a cercare Lonis, il dialogo con Lavalle, va via Lavalle, il tiro di Lavalle, centrale, para Pittalis. Si era liberato bene il numero 15 della Tarros, la sua conclusione però non impensierisce minimamente Salvatore Pittalis, sicuro nel bloccare a terra. Selin di petto, la carica di Andrea Mereu, calcio di punizione in favore del Lipunti. Pallone Victor Pussinelli. Viene avanti anche Salas dalle retrovie. La battuta di Pussinelli, Gabriele Mereu anticipa Andrea Mereu, c'è stata la segnalazione di offside, dunque calcio di punizione in favore della Tarros, da Gabriele Mereu ad Andrea Mereu. Facelli per Arnaudo, fa correre Panza sul settore di destra. Da Panza Lavalle, fortunato nel rimpallo, il pallone in verticale per Sanna, sbaglia il dosaggio di questo passaggio il numero 15, palla che diventa lunga per Sanna, esce Pittalis che serve Pussinelli che si abbassa sulla linea dei difensori per ricevere questo pallone. Destra per Cocco, lancio di Cocco a cercare Spano, anticipato quindi Olmetto la mette al centro, Panza in qualche modo riesce anche a evitare il calcio d'angolo, no, secondo il direttore di gara la palla era già uscita e dunque Lipunti che ha un'opportunità dalla bandierina, 42esimo minuto nel corso del primo tempo. Spano e Victor Pussinelli sul pallone, si avvicina il numero 10 per la battuta di questo calcio d'angolo. Grappolo di uomini al centro dell'area, la battuta al centro, il colpo di testa di Calaresu, mettere di nuovo il pallone oltre la linea di fondo. Dunque altro calcio d'angolo per il Lipunti che nonostante l'inferiorità numerica sta provando a chiudere in avanti questo primo tempo. Altra traiettoria a uscire per il numero 10. Pallone adesso al centro dell'area, il colpo di testa e la grande risposta di Mereu su Padovani Selin. Ribatte subito il Lipunti con Pussinelli che tenta direttamente verso la porta, palla alta di non molto, pericoloso in due circostanze il Lipunti. E non si fa intimorire dalla situazione di inferiorità numerica
e ci prova e come ad attaccare verso la porta della Tarros. 2 occasioni nel giro di pochi secondi che vanno sostanzialmente a pareggiare quelle che ha avuto la Tarros in avvio di partita. Qui il fallo su Facelli, arriva il fischio del signor Virgili. Prima la grande risposta di Mereu su Selin e poi Pusinelli che ci ha provato con il sinistro, palla appena alta sopra la traversa. Qui altro calcio di punizione per il Lipunti. Vitalis va a recuperare questo pallone. Battuta di Vitalis a cercare Tuccio che prolunga per Spano. Attenzione qui all'intervento di Boi su Selin, intervento in gioco pericoloso, arriva anche il cartellino giallo per il capitano della Tarros. Calcio di punizione per il Lipunti che prova nuovamente a farsi vedere sugli sviluppi di una palla inattiva. Intanto arriva la segnalazione del recupero. Saranno 4 i minuti di extra time in questo primo tempo, oltre ai 20 secondi che mancano ancora al 45esimo. Altra battuta di Pusinelli verso il centro dell'area, esce Mereu, blocca la sfera in mezzo alla selva di uomini compagni avversari, rimette subito per Lonis, ma c'è la grande chiusura di Olmetto. Parte la Tarros con la Valle, qui con un po' di astuzia il Lipunti cerca di risistemarsi facendo tardare la ripresa del gioco. Boi si avvicina Arnaudo per ricevere, Boi serve Calaresu. Calaresu ancora per Boi, non va via Spano. Ancora Tarros in avanti, ancora con Fabio Boi dalla linea laterale di destra, pallone per la Valle, ancora Boi. Boi va a contrasto con Tuccio. Alla meglio il capitano della Tarros che guadagna il calcio d'angolo. Prova a chiudere in avanti la Tarros adesso quando siamo entrati nel secondo dei 4 minuti di recupero assegnati dal signor Virgili. La Valle dalla bandierina. Traiettoria a uscire. Il colpo di testa proprio di Boi. Un rimpallo non lo favorisce, però ancora Tarros avanti con Facelli, scavalcato Vitalis e poi la palla in rete, la messa dentro Arnaudo. Probabilmente il pallone era entrato già sulla prima deviazione, poi ci ha pensato anche Andrea Mereu, ma comunque ciò che conta è che la Tarros ha trovato il primo gol stagionale e con questo gol sblocca la sfida del Comunale di Oristano, portandosi in vantaggio al 47esimo minuto. Sono andati tutti ad abbracciare Santiago Arnaudo e dunque la prima deviazione è stata quella decisiva. Avanti dunque la Tarros sugli sviluppi di una palla inattiva. Dopo che la squadra di Lai aveva rischiato qualcosa negli ultimi minuti con il Lipunti che si era fatto vivo dalle parti di Mereu e dunque cambia il parziale qui a Oristano, 1-0 per la Tarros. Adesso Lipunti che prova subito a reagire, qui chiude Andrea Mereu, Lonis affrontato da Castillego, il fallo è di Lonis e dunque calcio di punizione in favore del Lipunti.
Poco più di un minuto ancora da giocare. Musinelli, viene avanti anche Salas dalle retrovie. La battuta verso il centro dell'area, anticipato Seni, ci prova Tuccio dalla distanza all'alta sopra la traversa. Sembrava comunque in controllo Mereu, ma coraggioso comunque il tentativo di Paolo Tuccio dalla distanza. E Lipunti che fa vedere di non essere disposto a mollare nonostante lo svantaggio, nonostante anche l'inferiorità numerica dal 15° del primo tempo per l'espulsione di Serna. Qui Arnaudo gioca su Panza, porta a palla il numero 5 della Taros che gioca sulla Vaglie, quindi Calaresu, attenzione perché ha spazio il numero 9, giochi di gambe di Calaresu che invita l'azione Lonis, ci arriva Lonis, la mette al centro ma è stata ravvisata la posizione di offside del numero 7 e su questa azione si chiude il primo tempo con la Taros avanti per 1-0, decide il gol di Arnaudo al 47° di questo primo tempo. Lipunti che dovrà continuare questa partita in 10 uomini e cercare in queste condizioni sfavorevoli la via del pareggio. Noi ci fermiamo per circa un quarto d'ora e poi torneremo per il racconto del secondo tempo. Palla! Ce la giochiamo? Certo. Dolcissima, fresca, con pochi semi. È Eleonora, l'anguria nera dell'orto di Eleonora. Croccante e squisita. Il gusto dell'estate in Sardegna è Eleonora. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. tempo siamo stati giganti guerrieri. Un tempo siamo stati giganti costruttori. E ora sappiamo che un tempo siamo stati giganti agricoltori. E lo siamo ancora. Maiores, giganti nel gusto. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva.
Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Io leggo City and City. Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. A febbraio al Club Sardegna abbiamo lavorato sulle modalità di passaggio, sulla ricezione e difesa della palla nelle competenze offensive, mentre nelle competenze difensive individuali il marcamento e l'anticipo. Inoltre abbiamo lavorato sugli stili di corsa e sugli appoggi. 1, 2, 3, blocca! Bravo! 2, 3, vai! Blocca! 3 e ti fermi! Bravissimi! Dai 5 secondi! Sentite il piede, spingi col piede. Mentre i portieri hanno sviluppato in linea generale la gestione del giro palla basso, del posizionamento nelle varie fasi di possesso e non possesso e delle posture da assumere in base alla posizione della palla. Pronti a diventare super grande, questa tu l'hai già fatta. 2, sì. Fate, ricordo che l'approccio alla zona di lavoro, le prime cadute, sono proprio di ricerca della punta. Eli! Buoni piedi, Cristian! Nel mese di febbraio abbiamo affrontato con genitori e giovani calciatori i temi propri dell'autodisciplina, dell'organizzazione e della gestione delle pressioni. Trasformare l'energia negativa in energia positiva, bravissimo discorso. 3 argomenti strettamente legati per fare in modo che l'energia che poi questi ragazzi vi impongono nel loro lavoro possa permettere di essere sempre al centro dell'attenzione. Chiaramente con i genitori abbiamo focalizzato anche quali sono le modalità per fare in modo che i loro ragazzi siano sempre gratificati da ciò che fanno, soprattutto quando spendono tutto se stessi nell'obiettivo che devono raggiungere. Dallo scorso mese di maggio Facebook non permette più la produzione di eventi live a pagamento. Noi non siamo stati a guardare.
Per venire incontro alle società sportive dilettantistiche, in estate abbiamo sviluppato il nuovo e-commerce di Directa Sport. La procedura è semplicissima. Accedi all'area dedicata, clicca sul link dell'evento che vuoi acquistare, aggiungi il prodotto al carrello, paga il servizio con PayPal o carta di credito e vivi in esclusiva con il tuo personale dispositivo l'atteso evento sportivo. Sei una società sportiva? Vorresti produrre a pagamento sui tuoi canali social la diretta della tua gara, dirottando gli introiti sui tuoi conti associativi? Chiamaci, la piattaforma di accesso la forniamo noi. Non perdere tempo, chiamaci al 347 45 41 255 o invia una mail a commerciale@directasport.it. Directa Sport, la TV dello sport, sempre più per lo sport. Il colpo di coda di Santiago Arnaudo al 47esimo del primo tempo sta determinando il risultato di Tarros Lipunti, gara valida per la seconda giornata del campionato di eccellenza regionale. Avanti la squadra oristanese per 1-0, Tarros che dal 15esimo del primo tempo gioca in superiorità numerica per il rosso diretto combinato al difensore del Lipunti Serna, ma Tarros che non ha decisamente giocato sul velluto la prima frazione di gioco. Il Lipunti ha comunque interpretato questa partita con grande coraggio, ha sicuramente atteso la Tarros sulla propria metà campo, ma poi ha saputo anche creare occasioni importanti proprio qualche minuto prima del vantaggio realizzato dal numero 6 della Tarros proprio in chiusura di prima frazione. Nei primi minuti è stata invece la Tarros, ma attenzione perché dobbiamo già seguire Andrea Sanni in mezzo all'area, Calaresu in mezzo, il colpo di tacco di Fabio Boi e la Tarros trova il 2-0 con il gol del suo capitano. Bella azione offensiva questa della squadra di Antonio Lai, con la sponda di Sanna per Calaresu, l'invito per Fabio Boi che si concede la giocata di stile con un colpo di tacco, la mette alle spalle di Pitalis. Dopo nemmeno un minuto di gioco la Tarros trova il gol del 2-0. Stavamo dicendo come a dispetto dell'inferiorità numerica il Lipunti aveva interpretato il primo tempo con grande coraggio, trovando anche alcune occasioni sul finire della prima frazione, dopo che invece l'inizio di gara è stato di chiara marca oristanese con due grandi occasioni per Sanna e per Calaresu. E mentre stavamo provando a raccontare in pillole quello che è stato il primo tempo, è arrivato il raddoppio della Tarros firmato da capitan Fabio Boi su assist di Calaresu, e dunque 2-0 per la Tarros, e gara che si fa ancora più in salita per il Lipunti, che si trova sotto di 2 gol e in inferiorità numerica. Adesso Lipunti che prova a reagire con Castillejo, fermato fallosamente dall'intervento di Andrea Mereu. Provato a riprendere subito Selin, ma l'arbitro ferma il gioco. Bisognerà attendere il suo fischio per questo calcio di punizione. Pusinelli sul pallone, ma c'è anche Giacomo Cocco. Il fischio dell'arbitro, 3 giocatori in barriera per Mereu. Cocco lascia Pusinelli che restituisce il pallone a Cocco, troppo lungo, non si capiscono i due, sbaglia la misura del passaggio il numero 10. Dunque rimessa da fondo campo per Mereu. Superati i primi 3 minuti e la Tarros adesso è avanti con 2 gol di vantaggio, reti realizzate da Arnaudo al 47esimo del primo tempo e da Boi
al primo della ripresa. Qui Lonis prova ad andare via Salas, Salas la rimette centralmente per Valle, da Valle a Sanna, murato da Olmetto che poi riesce a uscire servendo Cocco, quindi Castillejo. Arnaudo lo chiude in fallo laterale, nuovamente pericolosa la Tarros, innescata da un errore di Salas, che ha fatto uno di quegli errori che nelle scuole calcio gli allenatori sottolineano con un certo vigore ai propri allievi: non si rimette mai il pallone verso il centro. Intanto qui le proteste di Padovani. Castillejo non era riuscito a tenere il pallone in campo, non era dello stesso avviso il centravanti ex Latte Dolce. Gioco che riprende con il rinvio da fondo campo per Mereu. Sollecita la ripresa del gioco il signor Virgili, si riparte da Andrea Mereu all'indietro per Gabriele Mereu. Batte lungo a cercare Boi, duello con Castillejo, con un po' di fortuna Boi riesce a tenere il possesso del pallone, servito Panza che sbaglia tutto, Castillejo stavolta riesce a tenere il pallone in campo ma servire involontariamente Calaresu, quindi Valle si distende da Tarros, Valle per Calaresu, esce Pittalis che anticipa Calaresu, c'è anche il fallo del numero 9 della Tarros e dunque calcio di punizione per il Lipunti con Cocco. Cocco gioca su Olmetto, ancora per Cocco. Lancio lungo di Cocco a cercare Padovani, Selin. Va via ad Arnaudo, poi tocca all'indietro per Salas che deve impegnarsi a tenere questo pallone. Ci riesce ma poi spedisce direttamente in out. Giocata un po' macchinosa questa per il Lipunti, rimessa laterale per la Tarros con Boi che prova a servire Carboni, messo giù senza fallo. Qui Boi anticipa Castillejo, poi prova a prodursi in un'azione personale. Qui il fallo su Castillejo, calcio di punizione per il Lipunti. Ancora le proteste di Alessandro Padovani Selin. Salas, battuta lunga di Salas a cercare Selin, anticipato da Boi. Grande inizio di secondo tempo per il capitano biancorosso, ha trovato il gol con un delizioso colpo di tacco sull'invito di Calaresu. Tanto altro calcio di punizione per il Lipunti, ancora Cusinelli, anzi si tratta di rimessa laterale con Tuccio, gioca lungo su Padovani, anticipato da Panza, quindi Vaglie non riesce a servire Calaresu, chiude Salas, Salas per Spano, un altro errore, ancora Salas a rimediare, Carboni per Lonis, fermato fallosamente da Olmetto. Attenzione perché arriva il cartellino giallo anche per Gavino Olmetto per questo intervento su Lonis. Tanto chiamata l'attenzione dei sanitari della panchina della Tarros per andare a soccorrere Lonis. Il suo gioco di gambe ha messo in difficoltà il capitano del Lipunti. Intanto cambio alle viste per la squadra sassarese, sta per entrare con il numero 20 Mattias Racco, ultimo arrivato in casa Lipunti. L'anno scorso al Lanusei Mattias Racco, e intanto c'è un cambio anche tra i pali per quanto riguarda il Lipunti, con l'ingresso di Francesco Mannoni al posto di Salvatore Pittalis. Non sappiamo se è una semplice scelta tecnica o se ha accusato qualche problema il portiere di Lipunti, che si era disimpegnato molto bene nelle
primo tempo, soprattutto nei primi minuti sui tentativi di Sanna e di Calaresu. Intanto è entrato anche Racco, ha lasciato il posto Troisi, che abbandona il campo dall'altra parte. Simone Troisi, maglia numero 4, al suo posto Mattias Racco. Queste le prime mosse di mister Cosimo Salis nella difficile impresa di rimettere in piedi la partita. Vede la sua squadra soccombere con il punteggio di 2-0 e con l'uomo in meno per l'espulsione rimediata da Serna al 15° minuto del primo tempo. Tanto recupera i punti proprio con Racco che mette in movimento Padovani Selin, pallone di ritorno, qui Panza sembra essere in anticipo, arriva Racco in ritardo commettendo fallo, calcio di punizione in favore della Tarros. Mereu esce dai pali per andare a battere questo calcio di punizione. 10° minuto al campo Tarros, nel corso della ripresa, 2-0 a favore della squadra di casa per i gol realizzati da Arnaudo al 47° del primo tempo e da Boi al primo della ripresa. Qui protegge il pallone Calaresu. Palla che esce, rimessa per il Lipunti, Padovani Selin, Castillego, avanti per Spano, disinteressato dell'azione Racco che forse era in fuorigioco, troppo lungo il pallone per Spano, esce Gabriele Mereu, gioca corto su Andrea Mereu, quindi il pallone per Carboni, di tacco per Facelli, avanti per Andrea Sanna, pallone per Lonis, ha provato a inserirsi Lonis, in ritardo su Olmetto, calcio di punizione per il Lipunti, qualche protesta del pubblico ospite per il mancato cartellino giallo all'indirizzo di Lonis, in ritardo su Olmetto, azione che abbiamo visto a parti invertite qualche minuto fa e che è costata invece il provvedimento disciplinare per il capitano degli Punti. Intanto c'è il cross di Racco, la chiusura di Facelli in fallo laterale. Si avvicina Olmetto, riceve Olmetto inseguito da Lonis, ancora Pusinelli. 1 contro 1 con Carboni, giocata all'indietro, Olmetto riesce a mettere il cross, chiude bene Boi, quindi Castillego, è ancora buono l'attacco, Castillego servito nuovamente, pensa al sinistro, la mette al centro, Mereu non riesce a liberare, ci riesce poi la Tarros in qualche modo, ancora Lipunti con Salas, pallone buono per Pusinelli, riesce a metterlo al centro, l'intervento di Andrea Mereu, la mette in calcio d'angolo. Arriva Gabriele Mereu a complimentarsi con il compagno, spinge il Lipunti alla ricerca del gol che potrebbe riaprire la partita. Ora Pusinelli dalla bandierina di destra, traiettoria ad uscire per il numero 10, palla dentro, messa fuori da Calaresu in fallo laterale, rimessa per il Lipunti. Tanto c'è un giocatore della Tarros a terra, dovrebbe essere Fabio Boi. Rimane a terra il giocatore della Tarros.
si rialza, no, rimane a terra, non si rialza ancora Fabio Boi, viene richiamata l'attenzione della panchina, l'arbitro indica che recupererà tutto. Tanto per quanto è stata richiamata l'attenzione dalla panchina non è ancora entrato nessuno. Fa ampi i gesti il signor Virgili. Soccorritore in campo con un po' di ritardo e non senza polemiche. Quindicesimo in corso qui al campo Tarros. Gioco fermo, tante pause dovute non solo agli infortuni ma anche al gran caldo che oggi fa da cornice a questo pomeriggio oristanese. Temperatura oltre i 37 gradi. Cambialo, ti sta prendendo in giro. Cambialo, mister, ti sta prendendo in giro. Si tira ancora un po' per le lunghe. Tanto chiede il cambio Fabio Boi, o forse no, c'è tanta confusione in campo. Sembrava aver richiesto il cambio Fabio Boi, ma poi ha rettificato nel momento in cui Mr. Rai stava facendo alzare qualcuno dalla panchina. Tanto momentaneamente lascia il campo il numero 17. Gioco che ancora non riprende, siamo fermi già da qualche minuto. Si attende il fischio del signor Virgili. Si riparte dalla linea laterale di destra con Olmetto. Si muove Racco. Gira bene Racco, il cross di esterno a cercare Spano, qui posizione irregolare. È alta la bandierina dell'assistente che opera sul fronte opposto rispetto alla nostra postazione, ma buona l'idea comunque di Racco con questo cross di esterno. È entrato bene in partita il numero 20 ex Lanusei, sicuramente una risorsa importante a disposizione di Mister Salis. Si riparte da Tuccio. Tuccio per Padovani Selin, fa rimbalzare su Arnaudo, riparte la Tarros, adesso la spizzata di Calaresu, interviene Giacomo Cocco che rinvia dalle parti di Castigliego, protegge il pallone Panza. Panza la mette lungolinea dove c'è però un giocatore del Lipunti, qui Pussinelli ha l'opportunità di battere dalla distanza, si distende Mereu, la mette in calcio d'angolo, pericoloso il Lipunti, adesso rimane a terra anche Mereu. Tanto l'arbitro non aveva autorizzato la ripresa del gioco perché il portiere della Tarros è ancora a terra. Nuovamente gioco fermo, intanto cambio anche per la Tarros con Lonis, lascerà il campo, al suo posto Alberto Azzori con la maglia numero 10,
Vediamo se l'arbitro autorizza il cambio. Intanto c'è anche un parapiglia al centro dell'area di rigore. Gara che si è un po' innervosita in questi minuti. Quando viene autorizzato il cambio esce Lonis e al suo posto c'è Azzori. Dopodiché con ogni probabilità si andrà alla battuta anche di questo calcio d'angolo in favore dei punti che con grande orgoglio si è reso comunque pericoloso in questi ultimi minuti, almeno in quelli in cui si è giocato. Intanto c'è la battuta del corner, pallone al centro, esce Mereu con i pugni, recupera Olmetto la mette per Pusinelli, attenzione per Gaspazio, entra in area di rigore il numero 10, tenta la battuta, palla a lato oltre il primo palo, non la miglior soluzione stavolta per Victor Pusinelli. E intanto ci sono due cambi alle viste per il Lipunti, è pronto a entrare Ignacio Leres insieme a Matteo Columbu. Vediamo quali saranno i due giocatori che lasceranno in campo. Esce Castigliego, al suo posto Matteo Columbu con la maglia numero 15, esce anche il tanto è pronto a entrare il numero 18 Lerec ed esce il numero 2 Olmetto. Pronto un cambio anche per la Tarros con l'ingresso del numero 19 Perilli a lasciare il campo il numero 17 Fabio Boi. Evidentemente il suo precedente infortunio era qualcosa di serio, se la prende un po' Boi sfogandosi sulla sua panchina. Gioco che riprende con il rinvio di Gabriele Mereu nella zona di Vagli, e qui l'anticipo di Leres e poi il fallo su Spano. Attenzione, mano al cartellino per il signor Virgili, viene ammonito Santiago Arnaudo per questo intervento sul numero 8 del Lipunti. Sul punto di battuta di questo calcio di punizione vengono avanti alcuni saltatori anche dalle retrovie per il Lipunti. La battuta di Pusinelli verso il secondo palo, il pallone è buono per Salas, attenzione, arriva però la segnalazione dell'assistente, posizione di fuorigioco forse dello stesso Salas o di Padovani. Non cambia la sostanza, si riprende con un calcio di punizione in favore della Tarros. Tanto ammonizione anche per il portiere della squadra di casa Mereu. Ha fatto spesso ricorso ai cartellini il signor Virgili. Tanti cartellini gialli e l'espulsione per Serna al 15° del primo tempo. Intanto qui Leres prova ad andare via a un avversario che lo ferma, si trattava del numero 19 Perilli, sfida tra nuovi entrati, qui il fallo su Salas e calcio di punizione ancora per il Lipunti. Qui Spano sul settore di sinistra la mette dentro per Leres, va via a Arnaudo, fa buona guardia Mereu, prende il pallone con le mani. Lai suggerisce il rinvio lungo al suo portiere che esegue l'ordine, quindi pallone che arriva nella metà campo avversaria con Sanna che prolunga per Azzori, si allunga troppo il pallone il numero 10 della Tarros, pallone a fondo campo.
Si riparte ancora da Salas, batte lungo il numero 6 del Lipunti, non ci arriva Spano, Arnaudo, a spazio Arnaudo, servito Callaresu, pallone di ritorno, quindi il numero 15 Lavaglie, ancora Tarros con Azzori, messo giù dall'intervento di Racco, calcio di punizione per la squadra di casa che ha bisogno di rifiatare un po' perché il Lipunti non si arrende ancora nonostante il doppio svantaggio e l'inferiorità numerica. Sta comunque giocando la sua partita la squadra di Cosimo Salis, che si è resa anche pericolosa in alcune circostanze. Qui Facelli non riesce a tenere questo pallone in campo, parte il Lipunti con Columbu, la gittata per Padovani Selin, anticipato da Andrea Mereu. Ottima gara del centrale della Tarros al cospetto di un cliente tutt'altro che semplice. Tanto altro calcio di punizione per il Lipunti, ora Victor Pusinelli sul pallone. Battuta verso il centro dell'area di rigore, scavalcato Padovani Selin, vediamo se la Tarros riesce a ripartire il contropiede con Callaresu, la sventagliata per Sanna, l'1 contro 1 con Giacomo Cocco, è partito Andrea Sanna, gioco di gambe del numero 11, messo giù da Cocco regolarmente, grande intervento difensivo del centrale del Lipunti che non si è lasciato sorprendere. Arriva un altro cooling break, ce lo prendiamo anche noi. Torniamo in diretta dopo la pausa necessaria con queste temperature. Lipunti ancora in possesso palla con Tuccio che lancia Gabriele Mereu, palla lunga a cercare Callaresu, duello aereo con Salas, ancora Callaresu, ancora contro Salas, quindi efficace l'azione di disturbo del centravanti della Tarros su Tuccio, guadagna la rimessa laterale della squadra di casa con Perilli che gioca su Andrea Sanna, di prima intenzione per Valle, attenzione perché il pallone è buono a sinistra per Azzori, controlla bene Azzori
entra in area di rigore, Azzori va via un uomo, Azzori si presenta così Mannoni al suo primo intervento, chiude su Azzori, ma l'azione è ancora buona per Sanna, vince ancora Cocco il duello con Andrea Sanna, poi subisce fallo il nuovo capitano del Lipunti. Grandi occasioni per la Tarros per mettere i titoli di coda su questo match. Prima la grande risposta di Mannoni su Azzori. Sul proseguo dell'azione è stato bravo Giacomo Cocco ad arginare il tentativo di Andrea Sanna. Riparte ancora la Tarros, Sanna, servito Calaresu per Valle, ancora la Valle, converge al centro, poi serve Perilli ancora per il numero 15 che si libera di Spano, mette al centro per Andrea Sanna, stavolta va via Sanna, trattenuto vistosamente da Cocco, non è riuscito a calciare bene il capitano della Tarros che ha messo fuori. Stavolta era stato bravo ad andare via l'avversario che poi con un pizzico di astuzia ha fatto perdere un po' di coordinazione ad Andrea Sanna nel tentativo di battere a rete, palla sul fondo. Non ha preso provvedimenti il signor Virgili, si riparte dal rinvio di Mannoni, servito Columbu, poi dalla linea dell'out prova a innescare Padovani Selin. Stavolta l'ultimo tocco è il suo e dunque rimessa per la Tarros. Intanto ci sono altri cambi, vediamo se l'arbitro farà riprendere il gioco. Pronto ad entrare Alessio Piras nella Tarros, ma c'è anche un giocatore del Lipunti a bordo campo. Vengono autorizzati in questo momento i cambi. Dunque per il Lipunti abbiamo il numero 13 Antonio Mastino al posto di Alessandro Padovani Selin che esce dall'altra parte. Dunque Antonio Mastino, maglia numero 13. Mentre per quanto riguarda la Tarros, fuori Juan Martín Lavalle, maglia numero 15. Al suo posto Alessio Piras con il numero 18. Applausi per Juan Martín Lavalle, centrocampista offensivo di questa Tarros 2023-2024. Al suo posto Alessio Piras con il numero 18. Mentre il cronometro scorre sul 32esimo minuto. Adesso proprio Piras viene innescato in questa azione di contropiede. Piras dialoga con Calaresu. Da Calaresu ancora per Piras che anticipa l'intervento di Mannoni ma non riesce a chiudere sullo specchio della porta. Palla sul fondo, subito una grande occasione per il neoentrato Alessio Piras. Intanto pronto a entrare anche Joseph Tete per la Tarros. Mi lascerà il posto Marco Carboni, maglia numero 8, che esce tra gli applausi del pubblico del campo Tarros. Quarto cambio, se non abbiamo fatto male i conti, per mister Antonio Lai. Rimessa di Mannoni, lunga Racco, in una zona dove però arrivano prima i giocatori della Tarros. Intanto il contropiede adesso di Azzori. Azzori serve sulla destra Piras. Piras all'indietro per Calaresu. Calaresu al centro per Sanna che riesce a metterci il piede ma non
a dare potenza a questo pallone che finisce docile tra le braccia di Mannoni, e Tarros che adesso ha praterie di campo per sfruttare i contropiedi. E la chiusura di Perilli su Leres, prova a distendersi nuovamente il Lipunti. Racco contro Arnaudo, riesce a servire Tuccio lascia a Leres, la Leres ancora per Racco, regge bene la situazione Panza e mette in fallo laterale. Ancora Lipunti con Pussinelli, dentro per Tuccio, ha spazio per crossare con il sinistro, non ci arriva Racco che viene anticipato, guadagna un calcio d'angolo e Lipunti. Ancora Spano, la mette al centro, Mereo è in anticipo, subisce anche fallo il portiere della squadra di casa, che comunque in 2 tempi era riuscito a far suo il pallone. Poco più di 10 minuti più riteniamo un corposo recupero al termine di questa gara qui al campo Tarros. Padroni di casa in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Arnaudo al 47esimo del primo tempo, il raddoppio di Fabio Boi al primo della ripresa. Attenzione perché qua Pussinelli stava per recuperare un buon pallone, non è riuscito a tenerlo in campo, rimessa a Tarros con Perilli. Perilli a metà strada tra Tetè e Calaresu, Tetè non riesce ad addomesticare questo pallone, c'è l'altro recupero comunque di Perilli, qui l'intervento duro di Mastino, veramente a piedi uniti, ha rischiato qualcosa più della munizione Mastino, perché questi interventi rischiano di far male sul serio. Se la cava con la munizione il numero 13 del Lipunti. Questo intervento su Perilli, zoppica un po' l'esterno destro della Tarros, subentrato a capitan Fabio Boi qualche minuto fa. Si riparte da Panza, battuta lunga di Panza a cercare Calaresu, prova a prendere posizione Calaresu, viene scavalcato dal pallone, quindi Pussinelli, duello con Arnaudo, riesce in qualche modo a servire Mastino, quindi Racco ha tentato la sponda per Leres, pallone impreciso, ma Lipunti che comunque riparte da una rimessa laterale. Tuccio, invito Leres, tentativo di servizio per Spano, chiude tutto Andrea Mereo che alza un campanile dalle parti di Andrea Sanna, scavalcato dal pallone, quindi Cocco, Perilli, pallone che non si abbassa. Spano prova a servire Leres sulla sinistra, fermato, insiste il Lipunti, qui però Arnaudo interviene in anticipo su Tuccio, commette fallo, calcio di punizione per la Tarros, resta a terra il marcatore del primo gol della squadra puristanese, Santiago Arnaudo. Calcio di punizione in favore della Tarros che ha tutto l'interesse a rallentare un po' il gioco. Qui pallone impreciso per Calaresu che poi interviene in ritardo su Salas, arriva il cartellino giallo anche per Simone Calaresu. Questo è un intervento in ritardo su Salas, non se ne fa una ragione il numero 9 della Tarros che continua a protestare con l'arbitro, testandone un po' il suo livello di permalosità che non è così elevato, ecco. Tanto Tetè interviene in 2 tempi su questo pallone, alza
un campanile su cui interviene Mastino. Mastino sulla pressione di Tete, gioca all'indietro dove c'è Cocco, la mette dentro, Spano si disinteressa del pallone, arriva il colpo di testa di Leres e c'è la segnalazione di offside. Protestano i giocatori degli Punti che forse volevano il calcio di rigore per una possibile spinta sull'Eresh, ma precedentemente c'è stata la segnazione dell'assistente che opera dalla parte opposta rispetto alla nostra postazione, che ha richiamato l'attenzione dell'arbitro per un fuorigioco. Intanto qui Spano spedisce il pallone in avanti un po' alla cieca. Tanto continua a protestare il mister Salis per l'azione precedente. Gioco che riprende con il rinvio da fondo campo operato da Mereu. Palla per Perilli, rischia qualcosa con questo colpo di testa all'indietro, rimedia Panza sulla pressione di Racco, mette il pallone in fallo laterale. Rimessa per il Lipunti, prova ad accelerare le operazioni di gioco, servito Leres. Leres va via un avversario, Perilli protegge l'uscita del pallone. Rimessa in favore della Tarros ancora con Mereu che con tutta calma va a sistemare questo pallone. Ovviamente la Tarros non ha particolare fretta a velocizzare le operazioni di gioco, se non quando c'è l'opportunità di sfruttare qualche contropiede. I Punti che ovviamente in inferiorità numerica, con la necessità di cercare di riaprire la sfida, lascia anche qualche spazio qui a Azzori. Azzori lancia in avanti per Calaresu, sembra essere in ritardo Calaresu, così è in anticipo Mannoni che serve Cocco. Intanto scintille tra Salas e Calaresu, vediamo se l'arbitro ha visto qualcosa. L'azione nel frattempo prosegue con i Lipunti in avanti sul settore di sinistra con Tuccio che scambia con Leres, va via Leres, gioca all'indietro su Mastino, il duello con Arnaudo, il fallo di Arnaudo, il calcio di punizione in favore delle Lipunti. Continuano a discutere Salas e Calaresu, rischiano entrambi qualcosa perché sono già ammoniti. Tanto il calcio di punizione, pallone al centro, mette fuori il solito Andrea Mereu, poi Pusinelli con l'esterno destro in una zona dove non ci sono compagni di squadra, ma c'è invece Andrea Facelli a mettere via nella zona di Sanna, contrastato efficacemente da Mastino. Rimessa laterale per la Tarros, sale Facelli per la battuta, all'indietro per Andrea Mereu. Andrea Mereu in avanti a cercare Sanna, il duello aereo con Cocco, Sanna riesce a proteggere il pallone, viene cinturato da Giacomo Cocco in questo bel duello tra capitani. Calcio di punizione ancora per la Tarros, c'è Azzori sul punto di battuta. Si stacca anche Andrea Mereu dalla linea difensiva, andare verso il limite dell'area. Vediamo se invece Azzori da quella posizione cercherà la battuta verso la porta di Mannoni. No, viene servito Tete che forse non aveva capito bene le intenzioni del compagno, si è girato su se stesso il numero 14 della Tarros, che ha perso il contatto visivo con il pallone. Riparte il Lipunti sul settore di destra, qui l'anticipo
su Mastina, ancora Tarros con Arnaudo, servito Azzori, da Azzori a Calaresu, posizione regolare, servito Sanna con lo scavetto e arriva il gol del 3-0 realizzato da Andrea Sanna, la combinazione tra i due attaccanti della Tarros, il filtrante di Calaresu e Sanna tu per tu col portiere, si conferma bomber di razza, primo gol in campionato per il capitano della Tarros, la fascia oggi porta bene, ha segnato Boi, ha segnato Sanna che ne ha ricevuto la fascia, 3-0 Tarros, un risultato che forse punisce ben al di là dei propri demeriti il Lipunti, tifosi sassaresi inferociti perché la posizione di Sanna è da rivedere, forse in fuorigioco, forse no, non si è alzata la bandierina del primo assistente. Le proteste del pubblico ospite non cambiano la sostanza delle cose e al 44esimo della ripresa la Tarros trova il gol del 3-0 che con ogni probabilità mette i titoli di coda su un match più equilibrato di quello che comunque ha detto il risultato, anche e nonostante la prolungata inferiorità numerica della squadra ospite che gioca in 10 dal 15esimo del primo tempo. Un risultato comunque importante per la Tarros che si avvicina alla sua prima vittoria in campionato, la sua prima stagionale. Intanto qui Spano messo giù e attenzione perché l'arbitro si avvicina ad ammonire il numero, no, si avvicina ad ammonire forse il numero 8 del Lipunti, non abbiamo capito perché. Tanto espulso anche Mereu, c'è una salva di cartellini e c'è il calcio di rigore per il Lipunti, vediamo Pussinelli recuperare il pallone, quindi sono stati espulsi due giocatori della Tarros, fase di grande confusione, non abbiamo visto l'arbitro sulle prime indicare il dischetto, quindi abbiamo pensato anche a un giallo per simulazione per Spano che peraltro era già ammonito, invece è stato assegnato il calcio di rigore agli punti e c'è l'espulsione sia per Mereu per proteste che rimedia il secondo giallo dopo il primo per perdita di tempo. Se non andiamo errati Calaresu sta indossando la sua maglia per cercare di neutralizzare questo tentativo, ma è stato espulso anche un altro giocatore della Tarros. Mereu ha preso il secondo giallo, non vediamo però l'altro giocatore espulso. Dobbiamo fare un po' di ordine. È stato espulso il numero 3 Andrea Mereu, quindi sono stati espulsi i due Mereu, Andrea Mereu e Gabriele Mereu. Andrea Mereu per il fallo da ultimo uomo di fatto che ha portato all'assegnazione del calcio di rigore. Poi ci sono state le proteste di Gabriele Mereu che ha rimediato il secondo giallo, era già ammonito. Tanto c'è un cambio per la Tarros. No, c'è tanta confusione in campo e anche intorno alle panchine. Intanto anche un parapiglia nei pressi della panchina dei Lipunti. Gara che si accende, attenzione perché il signor Virgili ha ancora il cartellino rosso in mano. Il signor Virgili ha ancora il cartellino rosso in mano, quindi non è finita qui. Forse qualche provvedimento anche ai danni di qualcuno in panchina. Allora, probabilmente c'è il rosso anche per Giacomo Cocco. Attenzione. Noi stiamo guardando l'arbitro, poi intanto tra campo e spalti c'è davvero il finimondo. Intanto non andrà Calaresu alla battuta di questo calcio di rigore perché sta per entrare il numero 12 Francesco Cabasino, il tecnico della Tarros. Lai aveva ancora un cambio a disposizione, ovviamente non è ancora a tempo per autorizzare questo cambio.
sempre con il cartellino rosso in mano il signor Virgili, vediamo qualche altro provvedimento disciplinare. Espulso un membro della panchina degli Punti, non riusciamo ancora a vedere di chi si tratta. È stato espulso un giocatore dalla panchina, è il giocatore che sta passando sotto la nostra telecamera, vediamo se riusciamo a individuarlo, mentre è Andrea Sanna che lascia il posto a Francesco Cabasino. Dunque in campo il secondo portiere per la Tarros nel tentativo di neutralizzare questo calcio di rigore. Victor Pusinelli ha il pallone in mano, non l'ha ancora sistemato sul dischetto, non siamo purtroppo riusciti a vedere il giocatore dei Punti che abbandona il campo. Le proteste sono arrivate anche fino a noi, con un uomo dello staff degli Punti che polemicamente ci fa sapere che verranno assegnati appena 6 minuti di recupero. Attendiamo ancora la comunicazione ufficiale che non è arrivata. È successo davvero di tutto in questo finale di partita, che si è incattivito dopo la concessione di questo calcio di rigore per i Punti, un rigore che tutt'al più potrà addolcire il passivo della squadra sassarese, che effettivamente, lo diciamo non per imparzialità ma per quanto abbiamo visto durante la partita, forse un passivo così pesante non lo merita. Intanto Pusinelli contro Cabasino, battuta del numero 10, si attende ancora il fischio del signor Virgili. Va Pusinelli che spiazza il portiere della Tarros, accorcia i Punti al 51esimo della ripresa, addolcisce un po' lo svantaggio la squadra sassarese. 3-1 il punteggio. Tanto ci sono 9 uomini in campo per la Tarros, 9 uomini da una parte e 10 dall'altra. Espulsi Gabriele e Andrea Mereu nel corso dell'azione che ha determinato il calcio di rigore. Qui rischia qualcosa Cabasino, recupera Calaresu, Calaresu gioca su Tetè che prolunga per Azzori, esce Mannoni dai pali, anticipa il numero 10 della Tarros, palla che non esce dal campo, ci arriva Facelli che fa rimbalzare su un avversario, ma la rimessa è per i Punti. Tanto c'è un pallone dentro dalle parti di Cabasino, non sicurissimo il portiere della Tarros, che comunque riesce a far sua la sfera. Non abbiamo visto la segnalazione ufficiale del recupero, vi diciamo che siamo al 52esimo di questo secondo tempo, avanti la Tarros per 3-1, finale un po' da dimenticare, tanto nervosismo e tanta confusione. Qui Calaresu attende l'inserimento di Piras, lo ignora, serve Perilli, lungo linea per Piras, prova a far scorrere, non abbocca Salas, prova a mettere in avanti dalle parti di Larash. Tetè interrompe questa linea di passaggio, ancora i Punti in avanti, Salas in avanti a cercare Spano, prova a impegnarsi per tenere questo pallone in campo, non ci riesce il numero 8 degli Punti. Rimessa con Cabasino che richiama l'attenzione dei suoi, avrebbe forse voluto giocare corto il portiere della Tarros, che invece adesso va alla battuta lunga che supera la linea mediana. Altro duello tra Salas e Calaresu, alla meglio l'attaccante stavolta. Qui il pallone rimbalza su Calaresu che riesce a tornare sul pallone, va via 2 avversari Calaresu. Tetè gioca su Piras, ha spazio Piras sul settore di destra, servito Azzori, fermato da Cocco, alla meglio il difensore degli Punti. Riparte la squadra ospite qui con Leresh che parte a grandi falcate, a spazio Leresh che prova a servire sulla destra Mastino prova ad angolare il tiro,
palla fuori, sembrava un po' in ritardo Cabassino, arriva adesso il triplice fischio del signor Virgili che mette fine alla contesa. Continuano le proteste dei giocatori del Lipunti che si lamentano anche dell'entità del recupero che forse doveva essere più corposo. Finisce qui al campo Tarros con la vittoria della Tarros per 3-1, prima vittoria in campionato e prima vittoria stagionale per la squadra allenata da Antonio Lai, che ottiene così i primi 3 punti. Continuano a fioccare i cartellini, stavolta ne fa le spese Paolo Tuccio. È un finale molto molto nervoso. Signor Virgili che ancora monitora la situazione perché forse la pioggia di cartellini non è finita qui. Questo ovviamente poco influisce sul risultato, tanto influisce sul proseguo del campionato delle due squadre perché sono provvedimenti disciplinari che pesano sulle prossime partite. Davvero tanti cartellini distribuiti dal signor Virgili, non solo i 4 a questo punto cartellini rossi. Il primo è stato Serna al 15° del primo tempo per una gomitata su Lonis, cartellino che ha lasciato il Lipunti in 10 per praticamente tutta la partita. Poi sono arrivati quelli per Gabriele e Andrea Mereo della Tarros nell'azione che ha poi scaturito il calcio di rigore con cui il Lipunti ha accorciato le distanze e infine dopo il triplice fischio quello per Paolo Tuccio e poi anche tanti ammoniti. Vediamo se ritorna il sereno, se ritorna un minimo di fair play in questo finale di gara. Ancora si discute con il signor Virgili, soprattutto vediamo particolarmente attivo Giacomo Cocco. Mister Salis richiama i suoi giocatori a rientrare negli spogliatoi. I giocatori della Tarros ovviamente prendono l'applauso per questo primo successo in campionato, successo firmato da Arnaudo che ha aperto le marcature al 47° del primo tempo, il 2-0 realizzato da Boi al primo minuto della ripresa e poi Andrea San al 44° per il 3-0. Inutile ai fini del risultato il gol del 3-1 realizzato da Victor Pusinelli su calcio di rigore al 51°. Abbiamo fatto il riepilogo, non ci resta che ringraziare il pubblico che ci ha seguito da casa e ringraziare ovviamente Andrea Farris per la collaborazione alle immagini e alla regia. Restate sintonizzati con la ricca programmazione di Directa Sport Live TV. A me non resta invece che augurarvi l'augurio di un buon proseguimento di serata.